Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Allora il re Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco una stella che avevano visto spuntare li precedeva. Al vedere la stella provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Sono passati 2000 anni dalla cosiddetta strage degli innocenti che il Vangelo di Matteo attribuisce al re Erode, nel tentativo fallito di uccidere il piccolo Gesù bambino. La storia però sembra ripetersi e i titoli dei grandi giornali ci documentano quanto Erode sia ancora in mezzo a noi. L'agenzia stampa del Vaticano titola così il 31 dicembre 2024: ancora un neonato morto di freddo a Gaza. È il sesto in una settimana. Ho solo 2 coperte per 5 bambini, dice un papà piangendo davanti alla telecamera, mentre la mamma, che abbraccia il cadavere del figlio di pochi mesi morto di freddo, ha la forza solo per chiedere al giornalista che accoglie il suo pianto di aiutarla con l'altro figlio. Salvate almeno il fratello di questo bambino. Secondo l'UNICEF, dall'inizio del conflitto in Ucraina sono morti 2472 bambini, più di 2 al giorno. E quanto riportano gli osservatori è agghiacciante per noi. Tutti i bambini sono terrorizzati dalla paura di morire. Si nascondono nei bagni, nei rifugi e negli scantinati. Ma è così anche in Libano, in Siria, nello Yemen, in Afghanistan, per la semplice ragione che le prime vittime delle guerre sono sempre i bambini. Ci domandiamo attoniti oggi: c'è un'altra strada per evitare di entrare nei vicoli ciechi delle guerre, dell'odio fratricida, delle armi e delle inutili stragi? La risposta di San Matteo è affermativa. La strada che ci porta dall'altra parte della violenza e delle guerre c'è ed esiste. E i magi che vengono dall'Oriente, da paesi lontani, dicono a tutti noi che è possibile percorrere strade diverse da quelle della superbia, del dominare l'altro e del dover uccidere per difendere il proprio potere. Vale la pena fermare allora l'attenzione
su queste figure che tanta simpatia hanno suscitato nelle comunità cristiane di tutti i tempi, per cogliere i tratti fondamentali del loro esempio. Innanzitutto, i magi vengono da lontano e cercano un bambino, un piccolo, per adorarlo e per piegare le ginocchia, avete sentito, davanti a lui. Camminano e cercano chi è in grado di rendere libera la loro vita dall'orgoglio, dalla voglia di primeggiare, dalla sete di potere e di successo. Sanno molto bene che se seguono le luci dell'egoismo entrano nella stessa sterilità in cui è caduto Erode. Forse è accaduto proprio questo in questo nostro tempo. Siamo troppo sicuri. Abbiamo smesso di cercare. Andiamo lontano dal nostro paese solo per viaggi esotici, ma non siamo in grado di fare domande, di chiedere aiuto e soprattutto di cercare le realtà piccole, i bambini indifesi, i deboli, i poveri, e di inginocchiarci davanti a loro. Ancora, sono consapevoli di appartenere ad un altro popolo. La cosa però non li spaventa, non li ferma e non blocca la loro ricerca positiva dell'altro, del piccolo che salva. E con la sola presenza ci dicono che siamo tutti fratelli e che solo convenzioni giuridiche e amministrative ci dividono in etnie, in nazioni, in paesi e comunità diverse. Inutile negarlo. Il loro è il riconoscimento della fraternità e la precondizione alla pace. Se il confine, la frontiera, il mare o la linea che separa un territorio da un altro la leggiamo come una trincea che deve essere oltrepassata solo per esigenze di conquista da parte di folli che si immaginano eterni, le guerre non cesseranno mai. Uscire dai propri confini per incontrare con doni l'altro che ti spiega chi sei significa imboccare la via della pace. Avete sentito? Questi magi portano doni. Sono cioè i verbi della vita: donare e perdonare. Ci dicono anche che prendere, conquistare, dominare e annientare l'altro nega la vita e la libertà. Non è facile da accettare, ma anche nei confronti dei regali stiamo diventando inesperti. Spendiamo molto in occasione del Natale per doni di ogni tipo a parenti e amici che a loro volta sono obbligati a ricambiare. Ciò che stiamo perdendo oggi è la capacità di donare la vita, il perdono, il tempo, le cure, le attenzioni a chi le chiede perché è bambino o è povero. Non siamo più capaci di impegno per qualche causa o per la nostra comunità se quella prestazione non è remunerata. Senza gratuità e dono, però, usciamo dalla strada della gioia. Non conosciamo il nome di questi magi. Sappiamo però che visitato il bambino e dopo la consegna dei loro doni simbolici, per un'altra strada
fecero ritorno al loro paese. Il loro compito è terminato. L'altra strada, quella che insegna a donare e che consegna grandissima gioia, la indicano oggi a tutte le comunità e a tutte le generazioni. E allora, buon cammino come i magi e buona Epifania. Caro Gesù, nella tua terra sono morti di freddo più di 6 bambini in questi giorni. In Ucraina sono morti, così dicono i giornali, 2472 bambini dall'inizio della guerra, in media 2 bambini al giorno. Ma i bambini muoiono anche in mare, nel tentativo di venire nella nostra parte del mondo, quella dove ci sono le case, le scuole, le medicine e i parchi giochi per permettere a noi piccoli di divertirci. Gesù, perché nel mondo c'è sempre qualche re Erode che vuole uccidere i bambini? Tu che sei passato in mezzo ad una strage, che ti sei salvato, aiuta tutti i bambini del mondo che rischiano di morire di freddo nell'acqua perché immigrati o a causa di armi micidiali che distruggono tutto. Grazie Gesù per la festa dell'Epifania e grazie perché i magi ci ricordano che il senso della vita è donare, non dominare, prendere o conquistare tutto e ad ogni costo. Grazie Gesù.